Pagina del Giornale di Sicilia. I siti di informazione online con Messina Oggi, inquinamento ambientale, archiviazione per Accorinti. Si chiude la vicenda dell'indagine di inquinamento ambientale che ha portato il sindaco a Corinti insieme a 2 dirigenti del comune, Antonio Cardia e Antonio Amato, a ricevere un avviso di garanzia a novembre 2015. Il primo cittadino e i 2 dirigenti avevano ricevuto degli avvisi di garanzia dopo il sequestro delle foci di 9 torrenti cittadini eseguito dai carabinieri, dalla Guardia Costiera e dalla Guardia Forestale. Il pubblico ministero ha disposto l'istanza di archiviazione, rilevando che nel caso in specie non è configurabile l'ipotesi di reato prospettata, atteso che la competenza della cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti e laghi è della Regione siciliana, che deve provvedere ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza, nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari.